Vincenzo Nibali, reduce dal Giro d'Italia, arriva a San Daniele, di nuovo in Friuli. Dimmi cosa ti ricordi da ciclista del Friuli. Del Friuli mi ricordo sempre solo e soltanto tanta fatica, perché ci sono delle grandi salite e la prima che mi viene in mente è proprio lo Zoncolano, dove penso che lo Zoncolano è la salita più dura che c'è, ma non sono fatti e una delle più dure d'Europa, la più dura se non sbaglio. L'hai detto anche al Giro, no? Quando ti chiedevano del Mortirolo, qua erano tutti contenti, Sì. Cainero festeggiava, ha in mente di fare una tappa sul Monte Lussari. Vedi, guardala su internet, è brutta, è una tappa nelle valli del Natisone al Mataiur nei prossimi anni. Hai detto che corri almeno 2 anni ad alto livello e che puoi vincere ancora il Giro, quindi ti rivedremo. Ma sai, la volontà di essere sempre in competizione è tanta, quindi vediamo. Intanto abbiamo attivato questo Giro d'Italia e parlare di grande salita non c'è tanta voglia, però più in là, visto di questo feedback che mi hai dato, avremo modo magari di dare anche un occhio a questo nuovo tappa. A Cainero sicuramente tirerà fuori qualche nuova tappa, qualche novità, qualche salita magari inedita, quindi avremo modo poi di scoprirla un po' alla volta. Allora, tu nasci in Sicilia, vai a correre in Toscana, secondo me, conoscendoti un po' da qualche anno, ti emoziona tanto l'affetto della gente che c'è sulle strade? Ma l'affetto, sai, non è soltanto qua, come dire, a casa in Italia, è un affetto che arriva da tutto il mondo, perché ormai il ciclismo è diventato internazionale, quindi sono un po' anche le gesta fatte anche in passato, ma ancora tutt'oggi nel Tour, nella Vuelta e tutte le altre competizioni a livello mondiale che facciamo, che poi fanno avvicinare tantissimi tifosi e fanno appassionare anche i loro beniamini e al mondo delle due ruote. Oggi l'associazione Corridori ha detto diamo il DASPO a chi rompe le balle, scusate il termine, ai giusto, ciclisti. no, Tu hai pagato in prima persona. Io ne ho pagato in prima persona, ma sono stato uno dei tanti, perché prima di me quello che è successo a tanti altri, però purtroppo oggi vediamo sempre di più delle manie di protagonismo soltanto per avere quei 30 secondi di gloria, un po' forse per le dirette Facebook, qualcosa, o di fumogeni o in TV per apparire solo quei 10 secondi, e diventa rischioso per noi. Io capisco anche dall'altra parte l'entusiasmo che c'è dai tifosi di vivere una giornata particolare, di essere vicino accanto a noi. Quello che ci divide da noi e dal pubblico è soltanto a volte una semplice transenda, quindi sono i corridori stessi, le grandi corse che passano a casa dei grandi corridori, quindi del grande pubblico, non dei corridori, mi sono sbagliato, e quindi il giro è sempre un movimento, e quindi passiamo soltanto per quei 10 secondi. Nulla toglie che bisogna portare un po' di rispetto agli atleti, e quello è un giorno di festa, e a volte succede quello che abbiamo visto come è accaduto a me, come è accaduto a Lopez. Senti, quando Lopez l'hai visto schiaffeggiare? No, io ero avanti, non l'ho visto. No, l'hai visto di sera, voglio dire. Sì. Ti sei messo a ridere, hai detto ha fatto bene, e cosa hai pensato? Allora, il gesto di Lopez sicuramente non è bello da vedere, ma lo capisco perfettamente, perché noi siamo in competizione, siamo in un momento di fortissimo stress fisico e mentale, e quindi non riusciamo a capire bene quello che sta accadendo anche in una fase di a caldo, ed è una risposta anche involontaria. E da una parte posso dire che forse ha fatto un po' bene, perché la gente riesce a capire meglio quello che succede, si sensibilizza, fa il giro del mondo e arriva quel messaggio da vedere che è sbagliato fare quel gesto di correrci in fianco, e l'abbiamo visto anche in qualche tappa precedente. Io neanche me ne ero accorto, c'era un tifoso che correva a fianco a me ed è scivolato, e fortunatamente lui è caduto, ma io non me ne sono neanche accorto, e poteva magari scivolarmi addosso. Insomma, la cosa è: tifateci, fate tutte le foto che volete, non restate sempre col telefono dietro la parte della transenda, non allungando la mano. Capisco che tutti volete catturare una foto, ma oggi ormai si possono inviare le foto con una community utilissima di tutti i social, e niente, divertitevi.